Passare dai QR code del nostro libro al nostro itinerario è molto semplice. Possiamo scaricare la traccia GPS dell'itinerario e la rotta per parcheggiare l'auto. Tutti gli smartphone hanno delle funzioni per gestire i QR code. Se il proprio smartphone non dispone di un'app, la possiamo scaricare dallo store. Basta aprire l'app per QR code scaricata, oppure, se lo smartphone dispone già di un'app, probabilmente ha in strumenti. Con un'icona simile a questa, la premiamo e andremo a fare la scansione del nostro QR code sul nostro libro. Nella pagina dell'itinerario con i QR code, in basso, troviamo quello per scaricare la traccia GPS. Basta inquadrare il QR code. Aprire nel browser. Una volta caricata la pagina premiamo su Download per scaricare la traccia. Fatto il download, facciamo Apri e scegliamo la nostra applicazione. Per esempio, Outdoor Active o AGPS Tracker OM. Nella nostra applicazione troviamo il nostro itinerario, quello segnato in blu. Se premiamo sulle due icone con i due segnaposto del sentiero, possiamo andare ad attivare il monitor. Attivato, ci dirà tra poco che siamo fuori itinerario, a una distanza superiore di 30 a 50 metri dalla traccia. Questo segnale ci indica che siamo fuori percorso. È opportuno dare un'occhiata alla nostra mappa, per sapere dove abbiamo sbagliato, e tornare sul nostro sentiero. Allo stesso modo faremo una nuova scansione, inquadrando l'altro QR code, che aprirà Google Maps che ci darà il tragitto e le indicazioni stradali fino al parcheggio per l'auto. Possiamo usufruire rapidamente del nostro itinerario, raggiungerlo con facilità, e soprattutto navigando in sicurezza.